Al via a Città della Scienza a Napoli la 23esima edizione della rassegna Futuro Remoto. Tra le grandi attrazioni il robot umanoide Asimo, il servizio di Maria Laura Massa. Piccolo, simpatico, dall'aspetto molto più umano di qualunque altro suo consimile, Asimo è il robot antropomorfo più avanzato sulla faccia del pianeta. Veloce, preciso e persino gentile, l'umanoide realizzato dai geni della Honda sarà l'ospite d'onore questa sera all'inaugurazione della 23esima edizione di Futuro Remoto. Alla Città della Scienza di Napoli fino all'8 dicembre un affascinante e a tratti inquietante viaggio nel mondo dei robot. Questi esseri artificiali capaci oggi di sentire, pensare, agire, che popolano sempre più numerosi il nostro mondo, la nostra vita quotidiana. Futuro Remoto ci racconta gli straordinari progressi della scienza e della tecnologia, dai robot primordiali, perché l'uomo ha da sempre cercato di creare un suo doppio, alle ultime frontiere della cibernetica e dell'intelligenza artificiale. Davvero arriverà il giorno in cui ciascuno di noi potrà avere un personal robot? La predizione è quella che di qui a 20 anni ci sarà un robot in ogni casa. Noi non faremo più caso alla presenza di un robot in un ambiente. Oggi nessuno di noi si sconvolge del fatto di trovare un personal computer in una casa. Di qui a 20 anni ci saranno questi oggetti robot perfettamente integrati in questo scenario futuristico. 20 giorni di mostra interattiva accompagnata da conferenze e incontri con scienziati da tutto il mondo, laboratori, mostre di diversi artisti, una rassegna cinematografica, anche per riproporre vecchi interrogativi da sempre evocati da cinema e letteratura. Uno su tutti: arriverà il giorno in cui la creatura supererà il suo creatore? Scienza e tecnologia che sono rassicuranti da un lato, inquietanti dall'altro, soprattutto quando abbiamo a che fare con questa figura del doppio, in questo caso di un doppio artificiale, i robot, che sono appunto ormai già tra noi.